Amici di Bella Sicilia, oggi una ricetta speciale. Quella degli arancini siciliani. Ma come sono stati preparati? Andiamo a vederlo insieme. Seguiteci. Non vediamo l'ora di svelarvi tutto il procedimento. Ed a fine video una sorpresa, quindi restate con noi fino alla fine del contenuto. Amici di Bella Sicilia, oggi prepareremo gli arancini. Loredana, buongiorno! Buongiorno a te. Parliamo di questa ricetta, ma soprattutto iniziamo con gli ingredienti. Il riso, il burro con l'olio e le spezie, dado, sale e pepe e il concentrato. Per il ripieno abbiamo il ragù Ragù preparato come? con un fritto di sedano, cipolla e carote. Noi usiamo la sugna, usiamo l'alloro per venire bello saporito. Poi deve cuocere tanto tempo, almeno 6 ore. Poi si deve passare nella pastella e nella mollica. Iniziamo così ora la preparazione dell'arancino. Mettiamo il riso, il sale, il pepe e il dado. Io uso il dado in polvere, il burro e l'olio e il concentrato. All'incirca quanti arancini prepareremo? Una decina di arancini. Mettiamo l'acqua. Per una decina di arancini quanto riso abbiamo utilizzato all'incirca? 300 grammi di riso. Ora lo portiamo a ebollizione, non si deve toccare il riso, deve cuocere da solo. Si mette a fiamma bassa. Adesso deve cuocere per 20 minuti fino al riassorbimento dell'acqua. Allora, è iniziato il bollore, ora si deve lasciare stare fino al riassorbimento dell'acqua. Sono trascorsi 15 minuti e quindi già si incomincia a vedere il riso e significa che è già quasi pronto. Ora possiamo incominciare a mescolare. Sono trascorsi 20 minuti e il riso è pronto. Deve venire così. Lo metto a raffreddare. Lo facciamo raffreddare nel modo naturale per circa mezz'ora. Trascorsi i tempi di raffreddamento, ora facciamo l'arancino. Lo possiamo fare rotondo o a pizzo. Lo facciamo a pizzo. Lo mettiamo qua. Mettiamo la mozzarella al centro. Ora siamo arrivati alla fase della panatura. Facciamo prima e lo bagniamo nella pastella e poi lo ripassiamo nella mollica, nella panatura e formiamo l'arancino col pizzo. Ed è arrivato il momento della frittura del nostro arancino. Parliamo del tempo di frittura. Dai 3 minuti finché comunque l'arancino è ben dorato. Diamo una controllata ai nostri arancini. Sono pronti. Possiamo fare la prova assaggio. E non resta che gustare questa specialità, tutti insieme in famiglia. E vogliamo sapere il vostro giudizio su questa tipicità tutta siciliana.
Buono. L'espressione sua dice tutto. Buonissimo. E allora invitiamo tutti in Sicilia, invitiamo tutti a Mangiare San Marco l'arancino. d'Annunzio. Veramente una bontà. Ed un caro saluto a tutti, grazie per essere rimasti in nostra compagnia fino alla fine del video e al prossimo video su Bella Sicilia. Ciao, grazie bella Sicilia, ciao Adriano. Grazie, arrivederci. Buonissimi. Si sentono le campane.